Che cosa comporta questa ulteriore proroga da parte dell'Austria del contingentare il numero dei mezzi pesanti che possono attraversare attraverso il Brennero? E ogni anno siamo sempre il solito problema che contingenta questo passaggio di mezzi pesanti, quindi hanno confermato per il 2024 e poi hanno aggiunto anche dei controlli per i migranti in modo da dimostrare guarda che stiamo controllando. Tra il problema settoriale, tra il problema del passaggio notturno che non si può fare perché costa il doppio l'autostrada e poi il sabato mattina c'è sempre il problema del rallentamento delle merci e dal Brennero passa il 70% delle merci italiane che vale 35 miliardi di euro del PIL. Che cosa pensate di fare? Si è parlato di ricorrere in Europa da parte del ministro ai trasporti, è una strada percorribile o un'uscita in Parlamento? Allora, il Ministro dei Trasporti si è mosso, ha chiesto l'infrazione all'Europa, si andrà in Commissione, ma l'Italia sta seguendo le leggi e seguendo le leggi hanno i loro tempi delle leggi. Intanto l'Austria continua con queste regole dal 2017-2016 e non si ferma. Quindi credo che sia ora di fare qualcosa di molto più interessante, molto più di impatto per l'Italia e per l'Europa, anche perché una logistica che non funziona neanche il sistema italiano. Cosa pensate di fare? Che cosa proponete? Beh, noi abbiamo le nostre categorie che stanno pensando a cosa fare e ho sentito che certe categorie vogliono arrivare con i camion su al Brennero per fare le dimostrazioni. Io credo che fare una par condicio si possa anche pensare, se noi non possiamo entrare alle ore notturne, credo che anche il Tirolo prossimamente possa avere dei problemi notturni, dei problemi d'ambiente o fare passare 300 camion alla volta. Quindi chi arriva dall'Austria si ferma, attende e aspetta i problemi del Tirolo. Gli italiani possono passare come possono passare gli austriaci. Credo che fare il contrario possa essere un segnale molto importante. Treviso non può essere un'alternativa. Treviso è una delle alternative, ma una strada lunga e comunque sono dei costi. E poi ci sarebbero i treni, ma i treni abbiamo problemi di gallerie che si sono bloccate, che si sono riaperte per lavori da fare, e non è che tutto possa parlare del treno, e anche il treno non è l'alternativa. Il camion purtroppo è l'unica cosa che va sempre, trova l'alternativa, perché se si blocca il treno c'è il camion, se va giù un ponte del treno il camion si muove, però anche noi trasportatori abbiamo dei contatori dei costi che girano molto velocemente e se dobbiamo allungare i costi qualcuno deve pagare. Purtroppo il committente certe volte non è anche nemmeno in grado di sopportare i nostri costi, però noi dobbiamo guadagnare e se non guadagniamo ci fermiamo anche noi, quindi non diventa più un problema.